È il momento di passare dalla musica alla comicità, al momento attoriale, e noi qui abbiamo un attore straordinario che conduce quest'anno Mille Voci per voi, e parlo di Gabriele Marconi. Grazie, grazie. Ah, che piacere. Poi io mi ritrovo spesso con lei proprio a presentare, ma in realtà lo sanno in molti, insomma, non dico tutti, nasco imitatore. Perché? Perché sono timido. Voi sapete, no? Gli imitatori iniziano a fare le imitazioni proprio perché hanno paura di dire una cosa, dice non vorrei che dica una sciocchezza, alla faccio dire a un altro. Capito come funziona? E poi mi ricordo la prima volta che sono uscito con una ragazza tanti anni fa, siccome io non prendevo l'iniziativa, allora lei, mostrandomi i seni, mi disse: ah, guarda che ferro, tocca, ti porterà fortuna. Capirai, io imbarazzatissimo le risposi di no, perché no? Di che hai paura? Di niente, è che non sono superstizioso. Vabbè, uno non ci crede che io sono timido perché affronto un pubblico molto spesso numeroso, persino 3-4 persone al massimo. Cioè, no, a parte gli scherzi. Ci sono però personaggi che affrontano un pubblico, che ne so, 50.000 persone in uno stadio e sono anche più timidi di me. Mi viene in mente un grande campione del calcio che si è ritirato da poco tempo, è stato il capitano della Roma. Insomma, per molto tempo io sono un grande tifoso della Roma e sono molto dispiaciuto per quello. È Francesco Totti, che qualcuno prende un po' in giro, ma di solito sono quelli che non amano, diciamo, né Totti né la Roma, sono quelli che dicono per invidia: ah, Totti è uno ignorante. Non è vero, a parte che ha scritto un sacco di libri, per esempio questo, dal titolo Tutto quello che so, l'ha scritto lui, tutto lui. Vabbè, questa è la seconda edizione, però nella prima era tutto scritto, solo che poi hanno dovuto togliere gli errori d'ortografia. Però Totti non è ignorante, è semplicemente timido, pure lui, quando si trova per esempio di fronte a parlare, diciamo, di fronte a un microfono, no? Così più o meno. Cioè, è normale che sono molto felicissimo. Abbiamo giocato una bella partita, credo, cioè penso, anzi ritieno che possiamo fare pure più meglio e se continuiamo, se si continua a giocare senza remore, per me è più facile vincere lo scudetto che capire quello che ho detto. E vabbè. Però a proposito di calcio, mi viene in mente un altro grande campione che praticamente insomma, alla fine della carriera anche lui, è stato per molti anni capitano sia della nazionale italiana, con cui ha vinto il mondiale del 2006, e anche il capitano della Juventus. Parlo di Buffon. Quando parla sembra che si è appena svegliato e appena finito di fare colazione bevendosi una bottiglia di grappa. Ma sì, dai, penso che i tifosi possano essere contenti del risultato e che vedano il bicchiere mezzo pieno, che poi ci penso io a svuotarlo. Ma per finire questo, diciamo, questa breve presentazione di questi ex calciatori, mi viene in mente un grandissimo ex calciatore, soprattutto da calciatore era grandissimo, forse per me, anzi sicuramente per me, il più grande di tutti i tempi. Sto parlando di Diego Armando Maradona, eccolo qua! Diego Armando. Sono uguale a Maradona? No? Ah, già è vero, mi manca l'orecchino. L'orecchino, vediamo un po'. Ah sì, sapete, io ce l'ho un po' piccolo l'orecchino, però me lo metto, diciamo, scusate, mi vergogno quando me lo metto, allora facciamo così, sì, ecco. Come sto? Ah, sto meglio. Ah, già è vero, per essere proprio Maradona dovrei forse abbassarmi perché sono un po' troppo alto. Vabbè, che problema c'è? E voglio salutare tutti quelli che mi vogliono bene, no? Che hanno capito che io sono un uomo normalissimo, come tutti gli altri. Magno come tutti gli altri,
piagno come tutti gli altri, guadagno 15 miliardi l'anno come tutti gli altri, sono fatto come tutti gli altri, sono fatto.